bella e amabile illusione è scussa pochisos anniversario di un fatto acontessitu che in verità non tenete vaide con un fatto prodeatti la dia del sanno. Pare chi denza con cussa die un ligamene plus fungutu e chi un'umbra di suo passau torre da nasche sempre in cussa diasa e non esiste d'infacche. Pochi si è meigato a suonessi in parte su pensamento de s'annullamento de su chiesti stato e il leviao su dolore de s'ammeda spirdidas. Pare che questos anniversarios fazzanta chi su chi è spassau, chi non ha da torrare, non sia distudau né perdido in tutto. Gasi nari a leopardi, su passau a sossardoso, doso binchidi. E come, a neos andai, povrai gai su passau nostro. Su tempo su passau po nosu sadrusu. Questa è una questione importante, che teneus questa maledizione, che è appunto chiaramente si offende una generalizzazione, poi questione di uomini per uomini, questa cosa muta, però nel che c'è questa tendenza a si castigare a papas, questa è una cosa proprio leggia. Viveus forse per questioni storiche, geografiche o culturali, castiaus sempre a papas, teneus sempre questa bisura che castiara in su tempo su passato. E mi ci pongo deo pure a intro. Naraia da guardo che su benitori sta tradizione, su connotto, esti sempre ananti nostro. E invece se noi teneus questa maniera di si castiare a papas, forse si può viveus sa cultura nostra come una cosa che è passata. E in più viveus, è una realtà di questa in una terra antica che è carica di storia, di uno sciacommanno, di arrelattas e intersezioni che si vunti, che antiprendono proprio sul luogo. Dunque viveus in una terra che tiene una storia manna, che questa storia manna però non è patti o non volevo sia da patti del suo tempo nostro presente del suo benitori. Dunque forse po' gusto si castiaus a papas e dunque poi noi usados forse su passau è importante in meda. Però importante non vuole dire che sia una cosa bella. Poi resta appunto come ti sapunau una sorta di maledizione. Su patrimonio che teneus è mannu meda, però non devo considerare a parere mio congelau in su passato, come ti famo una rendi. È un patrimonio che può essere considerato dinamico, cioè non devo considerare su passato, sul medioevo e tutto questo tempo sprazioso su uno stesso. È un continuum e in questo continuum c'è su presenti. Deus è adeguato, dunque il suo patrimonio mio è di un picciocco che è cresciuto in sa periferia di una città di Narauso Manna. Questa città viene per me sa misura totale, non consideriamo mai sa resto dell'isola. Però il patrimonio di un guateso sui testi, è asibivi questo errore totale, questo attobio entre urbanistica del dormitorio o non luoghi, domus campitanesas bellas, domus arruinatas, tutto uno sciacommanno di impressioni che sicuramente manti influenzava, che va in vatti, più di ogni altra cosa, del suo patrimonio cosa mia.
Dunque, questo patrimonio nostro è una cosa incredibile, sul luogo, tutto sul luogo, sa naturalezza, sa storia, sa archeologia, tutto, cioè basta a si castiglia a Pavasa e tenemos uno dei monumenti più importanti che ci sono noi in Sardegna. Tenemos una cultura che può essere considerata millenaria e che è attento a relata con il resto del suo mondo, del suo Mediterraneo, dell'Africa e dell'Europa. È un matrimonio che si è sempre adelantato, non è che si è fermato a un certo punto, andava innanzi, come ti hai e tutto. Uno sciacomano di influenza, sciacomano di gente, si è stato avviato in questo luogo ed ha fatto crescere, sviluppare. A volte in maniera bella, a volte in maniera peuso, a volte ci vera proprio una consapevolezza popolare potente, tipo in suo periodo dei giudicaus. In altri sono attento che l'incuna scomunica in pruso, però tutto questa cosa, questa consapevolezza del nostro patrimonio storico, della naturalezza, del suo luogo, dell'urbanistica, del nostro come popolo che si riconosce sotto il suo nome dei sardi, questa consapevolezza di essere cittadini però del suo mondo, quando uno sceglie come di relata, di gana di conoscere, di piegare dei altri e di regalare esatto. Questo è il suo patrimonio nostro, un patrimonio che non si prima però in suo passato, vive di noi, noi siamo i attori di questo patrimonio. E poi questa ideologia che è, questa cosa che vive in sa terra e non c'è questa percentuale europea promanna di ogni cosa, anzi questa percentuale del suo mondo promanna di ogni cosa, e tenere le femmine più belle, e Somalia è più bello, e l'ospitalità in Sardegna è la cosa più bella del suo mondo, e i sbecci sono punti più antichi del suo mondo, e tenere le dunas promanna dell'Europa, e tenere il consumo della birra promanna dell'Europa. Insomma, beveso in questa terra del record. Poi se castiamo non c'è nulla. Ma tutto questo record in noi punti. Questi sono materiali che devo pigo e furo, ogni tanto commenti di questa tradizione sarda che si può diffurare pago pago. Devo questo impero in una maniera che non è di questa tradizionale. Dunque, cioè, al rispetto chiaramente su non queste tradizioni, ma mi interessa proprio considerare gli elementi che devo posso imparare con i ricchi di oggi, ascoltando i suoi materiali passati. Che su tempo passato non si può recuperare in nessuna maniera a livello del suono, ma poi sa conca forse non può essere più contemporanea dei gusanni. Un esempio può essere l'impero dei paesaggi sonori, dei paesaggi ambientali, dei soundscapes in inglese, ossia
fai fotografie de sonoras de su chi esti soi, che deo registro con questa ainasa sul paesaggio del moi, adesso sicuramente differenti di questo tra 10 anni, tra 20 anni, non si sciri, e sia una fotografia del suo presente. Infatti questa è una passione cosa mia. Poi materiali che imparo oggi, ma poi che mi dà a Praga a ascoltare tra 20 anni, vedi come esti proprio cambiato sul logo, sul paesaggio, su zona dei logos. E infatti in sa musica cosa mia cico de pone a pari questi elementi che indipendenti dessa tradizioni e imparo che noi potessimo imparare io con i sorricas di oggi. Per fare un esempio, la Oneddas tiene una struttura minimalista che con il principio dei notas o il principio dell'improvvisazione degli strumenti popolari o l'impero timbrico di certi strumenti popolari può essere mega interessanti oggi. Casa cosa a me da una concezione contemporanea della musica. Poi ne appare questo sono con elementi che fanno parte di un altro connotto cosa mia, dunque da questa musica elettronica e questa musica hip hop, che per esempio ascoltavo a sotto il dom, in radio, cioè io nasco in 81, dunque sono in preno elettronica, anni 80, dance music e hip hop. E in più questi elementi arrivano in una musica più concettuale, più contemporanea che in tempo, e questo è interessante, ci cae eliminare tutto il riferimento tecnologico a suo passato, a suo benidore, a suo presente, a fare cose da neutra, e in più, chiaramente, su sono del suo luogo, della naturalezza, degli ambienti urbani, dei soundscape. Tutto questo, poi dopo ne ho intro di una cassola e fate una bella cassola, e questo è su sono una raso a Rogalla, una raso. Se dopo passavo, è importante, posso benedire, in cali sia la maniera, in cali sia da modo, in cali sia modalità, è sempre importante stare ricordo, di conoscere, di imparare e di studiare, con i giochi di risare difficili, con i giochi e le sorricas di oggi invece è facile ed è un dovere nostro di imparare. Questo, questa conoscenza, questa consapevolezza di su chi teneus e di su chi è stettio. Questa è l'arma più importante, che sia da decisioni, azioni che depeso vai in sa vita nostra, ma vai sa spesa di adesso a pesare una domo o vai un'opera di arte, è sempre questa, conosci a biseus e a biboleus l'ompi. Questa è la cosa importante, la consapevolezza. E dunque, scetti conoscendi a un di biveus, che io sto conoscendo, cioè, dottor Rannai.